Buongiorno, siamo a Casa Perin, cioè l'ostello è Casa Perin, ma siamo a Villafranca de los Barros e adesso andiamo a cercare churros, vediamo se riusciamo a trovarli. Che dici, li troviamo oggi i churros? Lasciato Villafranca e adesso si iniziano a vedere vigneti e oliveti, come tutto intorno alla città. La strada è molto piacevole, pare che sarà quasi tutta così fino a Torre Mejia. Come potete vedere dalle coperture fa freddo, un pellegrino che tra l'altro non è troppo carico, in genere si caricano dei pacchi incredibili sulle spalle. Là in fondo, in lontananza, sotto quella montagna, c'è Torre Mejia. Siamo a Torre Mejia. Sembra di essere in Messico qui. Questa era la diga che avevano fatto i romani per creare questo bacino. Delle canalizzazioni che i romani avevano fatto, presumo, visto che il muro sembra dello stesso periodo, per raccogliere l'acqua che veniva giù dalla collina e dirigerla verso la diga. Vai, non ti fai. No, qui, ma ho tolto. Ma ti ha morsicato? No. Povera Vespa. Che bel pancino che c'hai anche te. E poi photoshopiamo tutto.
guardate che sentiero, ma che sentiero! Però è un altro bel posto. Guardate che portale. Però c'è una bella casa, quella. Questa è la croce di Santiago, un altro portale notevole, San Andrés, siglo XVI. Qui siamo all'Embalse de Cornalvo, sempre molto ben organizzato, ben tracciata. Frecce, blocchi di granito ovunque a indicare la via della Plata. È veramente uno dei giri più belli che ho fatto in bicicletta. Sarà monotono per fare dei video, ma io un posto così me lo sogno anche di notte. È meraviglioso. Il fondo è sabbioso. E ancora una volta a riprova della scelta giusta. Le gomme stanno andando benissimo. Questo pezzo di video invece lo voglio dedicare al genio umano. Qua c'è una specie di ravina e subito hanno pensato bene di riempirla di merda. Come si può essere così stupidi? Andando verso Roma ho trovato che hanno stipato di spazzatura le vecchie poste dei cavalli romani. Gli ultimi 3 chilometri per arrivare ad Alquescar sono in discesa, almeno spero. Comunque domani non lo so, ma noi siamo pronti a tutto, se non si era ancora capito. Ecco qui, alla ricerca di un posto dove dormire. Siamo un po' mossi tardi. Sto paesino è abbarbicato, ne? Porca vacca se... A destra e prendi travessia Dr. Huertas, poi sarai arrivato a destinazione. Ci siamo arrivati. E dove lo vedete? Non lo so, casa grande qualcosa. Sono le 7:30, sta diventando un problema. Insomma, questo casa grande d'Extremadura, tutto chiuso, nessuno risponde al telefono. Fare giro intorno alla casa, ho fatto giro intorno alla casa, non ho trovato nessuno. Adesso andiamo in questa residenza, Casa della Misericordia, che è tutto un programma il nome. Los Olivos, 3 chilometri.